Cork, arriviamo! Bam! Arrivati! Only in Ireland do they apologize when the bus is full. By the way, she is Cara. She comes from California. Hi, Cara. The most famous attraction here in Cork. The most famous attraction? Most popular, most beautiful. Oh, seems amazing. And down to feel good. Ok, prime impressioni su Time. Cork. What? Allora, prime impressioni su Cork. Prime impressioni. Prima avventura abbiamo speso un sacco di tempo. Mi sta confondendo. Abbiamo speso un sacco di tempo per trovare un armadietto dove lasciare lo zaino e andare a esplorare la città. Poi abbiamo deciso di indirizzarci verso l'oceano, ma siamo finiti in un cantiere, quindi ecco, questa è Cork. So did you like the castle? Oh yeah. Yeah? Never seen one like this Oh. before in my life. I have no idea what this is, but eccoci, vi aggiorno veloce. Sono a Cork, Cara è appena partita con un bus, andrà a visitare un'altra città. Io sto aspettando una persona che mi ospiterà per 2 notti qua a Cork, quindi sono curioso di incontrarlo. Eccoci qua, sono a casa di Donna, quindi il signore che ho conosciuto tramite Couchsurfing. Ve lo presento. Ok, he's Donna. Donna, right? Devo ammettere però che prima di arrivare ero un po' preoccupato, perché comunque questa è soltanto la mia terza esperienza con Couchsurfing e non sono abituato ad andare a dormire a casa di qualcuno che non conosco, che è un uomo e vive da solo. Anche se su Couchsurfing le referenze su di lui sono ottime e anche scrivendoli tramite l'app vedevo che era una persona in gamba, quindi sono molto rassicurato conoscendolo, vedendo che è una persona estremamente tranquilla, ama viaggiare, ha viaggiato tantissimo e quindi gli piace questo scambio culturale e sono molto più tranquillo adesso. Tra l'altro per cena mi ha cucinato delle bistecche che non mangiavo da più o meno un mese, quindi sono super soddisfatto e ho un mio materasso per 2 notti. L'unica notizia negativa è che domani il tempo sarà uno schifo, o così almeno dice il meteo, però mi sa che c'ha ragione. E questo è il mio materasso, guardate che bello. Buongiorno! Oggi è sabato mattina. Ho dormito strabene, il materasso è molto comodo e caldo. In compenso però la giornata oggi fa abbastanza pena, c'è un sacco di vento e pioggia. Quando il tempo è così, anche se ho dormito 9 ore, mi sento stanchissimo. Succede anche a voi? Bene, noi non ci facciamo abbattere dal tempo, quindi bevuto un po' di tè con latte, l'ho provato ieri sera e non è niente male, diciamo che non è che cambi troppo il sapore. E andiamo a fare un giro in macchina, mi fa vedere una città sulla costa. Tra l'altro lui ha una bellissima macchina. Guardate qua quanti posti ha visitato Donna, lo invidio un sacco. E i suoi preferiti sono Istanbul e Costa Rica, quindi li devo mettere assolutamente nella mia lista. Wait. Peccato, non era Nimis. Ready?
So this town is called Cove. Up until 1922 or 3, it was called Queenstown, named after Queen Victoria, because this was a seaport of the United Kingdom when Ireland was ruled by England. And there are lots of big old houses that naval officers had in the town, so it looks really pretty. And they're quite expensive old houses now. And all the big ships came here, including the Titanic, the Lusitania, and many times Irish people were emigrating to go to the United States to live and work. They left from Cove. Oh. Il vento è così forte che sta muovendo da solo la macchina. Oh my god! E questo quindi è il porto da cui il Titanic è salpato per l'America. Bene, adesso andiamo a pranzo a casa della mamma di Donna, ma probabilmente lei non vuole essere registrata, quindi vi racconterò più tardi com'è andata. Appena torniamo a casa vi racconto un po' com'è andata a pranzo. Comunque la mamma di Donna è stupenda. E adesso siamo a Blarney, che è una località molto turistica. I turisti vengono con le navi da crociera e qua si fermano a vedere il castello. Noi non ci andiamo perché costa 18 euro entrarci. Eccoci qua. Alla fine avete visto, anche se pioveva tantissimo e c'era un sacco di vento, siamo riusciti a vedere un po' di cose. Il pranzo è stato perfetto, abbiamo mangiato porchetta, qualche carota e un altro ortaggio che penso fosse una specie di rapa. E inoltre la mamma di Donna ha cucinato un tipico dessert irlandese che è fatto con mele cotte e una crema che non ho ben capito con cosa l'avesse fatta, penso milk, latte e qualcos'altro. Comunque benissimo. Poi siamo andati in un altro paesino che si chiama appunto Blarney, dove c'è questo castello, ma è molto costoso entrarci dentro, quindi tra l'altro oggi non ne valeva proprio la pena. E niente, domani mi sposterò in un'altra località che si chiama Dingle. Lì ho cercato con Couchsurfing qualcun altro che mi potesse ospitare, ma non ho trovato nessuno, quindi andrò semplicemente in un ostello per 2 notti. Se è bel tempo faremo una passeggiata di più di 10 km, forse 20 km, sulla costa, sulle costiere, sulle scogliere irlandesi, e quella sarà veramente bella. Spero di riuscire a farla. E spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo con il prossimo giovedì.